Pomeriggio, benvenuti in diretta su Unica Radio. Oggi sono venuti a trovarmi Mauro Mulas e Maurizio Marongiu, rispettivamente direttore artistico e il demiurgo, come possiamo definire, la testa del Twist Beach Club del Poeto. Ciao, benvenuti. Ciao. Ciao Simone. Siamo qui per parlare della rassegna Jazz on the Beach, che ogni lunedì per tutta l'estate porterà il jazz con alcuni tra i musicisti più importanti della scena regionale al Twist. Da chi iniziamo? Mauro, sei il direttore artistico, hai fatto delle scelte molto interessanti. Da dove nasce l'idea di partire, di iniziare con questa rassegna? Siamo in una città che oramai offre tantissimi concerti durante l'inverno, ci sono tanti club che permettono appunto a tanti musicisti di esprimersi, di creare progetti, di studiare, andare avanti, insomma mettersi anche, confrontarsi con il pubblico, anche in maniera assolutamente professionale rispetto al passato. Sì. E poi si arriva al Twist con una rassegna che continua a proporre jazz, concerti molto interessanti, progetti anche, non solo jazzistici, ma anche delle derivazioni che in qualche modo ci portano su altre strade, però poi ritornano sulla strada maestra. Sì. Da dove nasce l'idea di... Allora, intanto bisogna fare una premessa. Fondamentalmente io ho collaborato già in passato col Twist, con Maurizio, occupandomi per numerosissime stagioni di una programmazione jazz estiva al Twist. Posso dire che logicamente c'è una collaborazione che va avanti da tanto tempo, innanzitutto perché c'è una buona sintonia, un buon rapporto umano, e poi anche perché il Twist ha le caratteristiche per ospitare il jazz, in quanto si presenta molto bene, è molto bello, ha una clientela piuttosto pacata e clientela pacata e gentile. Ascoltateci. E quindi si presta ad ospitare un genere musicale come il jazz, che richiede appunto silenzio, ascolto da parte dei clienti, e quindi ci sono già in partenza tutti i presupposti per poter fare un ottimo lavoro. Offre quindi la possibilità di creare una continuità con tutte le attività jazz invernali che sono state mandate avanti in città, mantenendo lo stesso standard qualitativo. Tra poco andiamo a parlare anche del cartellone, quindi a spiegare poi che progetti si esibiranno sul palcoscenico del locale al Poeto. Ricordo la quinta fermata, però vorrei anche fare facciamo un piccolo salto nel passato. Parliamo con Maurizio, raccontiamo un po' il Twist, quando inizia la sua attività e come si è evoluto nel tempo. Sì, la mia famiglia ha preso... Aspettate che lo inquadriamo un po' meglio, così. Ecco qua. La mia famiglia ha preso in gestione il Twist fin dal 1981, quindi abbiamo vissuto anche poi la demolizione dei casotti, il cambiamento della spiaggia, abbiamo fatto un nuovo chiosco, siamo un po' memoria storica di quello che è accaduto al Poeto. Però il Twist... C'era la sabbia vecchia. Sì. C'era la sabbia, soprattutto. Niente, abbiamo cercato di dare sempre un certo tipo di continuità, lo stesso tipo di gestione. Poi nel 2000 l'abbiamo preso io e mie sorelle, al posto dei miei genitori, e abbiamo continuato sempre cercando di fare una programmazione, anche un tipo di qualità nel locale diversa, un po', che si diversificasse un po' dagli altri. Tuttora siamo attivi, come ha detto Mauro, stiamo cercando anche di fare una programmazione con un certo tipo di criterio, di qualità, c'è una stima reciproca fra di noi, riusciamo quindi a soddisfare una domanda che ormai sentivamo nuovamente emergente, una domanda di qualità anche nella musica. Stiamo puntando anche sul cibo, stiamo puntando quindi anche sulle cene. Beh, avete anche un American Bar importante. Un American Bar importantissimo, con un bravissimo barman, proprio per soddisfare questo tipo di esigenza. Gente che vuole venire, vuole cenare, vuole ascoltarsi musica buona, vuole bersi un buon drink
in questo stiamo cercando di soddisfare questo tipo di domande, insomma. Non solo jazz, però proponete anche altri concerti, un'altra programmazione, No, giusto per dare poi un'infarinatura generale a chi Certamente. ci stesse guardando in questo momento, però arriviamo poi alla rassegna che è partita, in realtà è già iniziata lo scorso lunedì, Mauro, con un appuntamento che ha visto inaugurare la manifestazione, la rassegna a Marco Cocco. È stata la data di partenza, quella appunto del quartetto di Marco Cocco, un cantante molto bravo, specializzato sul jazz e lo swing. In questo caso abbiamo fatto un tributo a Sinatra. Questo quartetto comunque nasce da una collaborazione che si è creata con l'orchestra di Paolo Nonnis, l'orchestra jazz, di cui io faccio parte come pianista. Quindi è stato fatto questo concerto dove c'è stato un tributo a Frank Sinatra con l'orchestra, con la ritmica dell'orchestra di Paolo Nonnis, in questo caso Paolo Nonnis alla batteria, io al piano, Alessandro Cinzio Azzori al contrabbasso e Marco Cocco nei panni di Sinatra, diciamo, e la serata comunque è stata ottima, è stato un ottimo avvio, siamo piuttosto contenti. Mentre lunedì prossimo si continua su dei binari che non sono, diciamo, prettamente jazzistici, ma diciamo si continua sulla linea tracciata un po' dal primo appuntamento. Prego. Allora, la mia idea in generale riguardo alla programmazione è stata quella di fare un jazz abbastanza fruibile, quindi dei progetti musicalmente curati, che però comunque si adattino perfettamente a una situazione estiva, quindi che non mirano, voglio dire, alla programmazione di un festival dove ci sono degli argomenti ben precisi, ma una situazione un pochino meno impegnativa, comunque sempre rivolta verso la qualità. Quindi ho pensato di coinvolgere dei progetti legati al jazz classico, coinvolgendo un buon numero di cantanti di qualità, però cercando di inserire all'interno della programmazione ogni mese anche dei progetti che stanno intorno al jazz, non prettamente jazzistici, ma comunque con una parentela stretta. Lunedì prossimo sarà la volta appunto di un progetto di questo tipo, che è un progetto della cantante Silvia Piras, insieme al chitarrista Rubens Massidda e il contrabbassista Matteo Marongiu, che rivisiteranno il repertorio dei Doors in chiave acustica. È un progetto piuttosto carino che mi è piaciuto da subito e ho subito pensato di coinvolgerlo, proprio per creare una variante all'interno della programmazione jazzistica, mantenendo comunque una parentela con il jazz. Un altro progetto fuori programma sarà appunto invece Dudaz, che è la collaborazione con Sumaistu, il cantante dei Valentia, che appunto è stato inserito in un contesto jazzistico, in quanto la ritmica è una ritmica prettamente jazzistica, con Gianrico Manca, Cinzio Azzori al contrabbasso e io al pianoforte, e quindi vede un incontro tra il rap e il jazz. Anche questo era un progetto particolare di confine che però... Questo andrà in scena al Twist il 31 luglio. Fine mese prossimo. Sì, quindi però, ha fatto un piccolo salto temporale. No, ma ne ho parlato per una ragione, perché questo, insieme al progetto di Silvia Piras, sono i due progetti al confine col jazz, quelli che sono, diciamo, la variante nella programmazione. Quindi li ho menzionati subito proprio per dire che sono le cose più audaci, diciamo, più esterne rispetto al motivo di base che è il jazz.
il prossimo lunedì invece parliamo esattamente di lunedì 26, un graditissimo ritorno nel mondo del jazz per Flavio Secchi, che salutiamo. Ciao Flavio. Ciao Flavio. Dopo le parentesi molto importanti sul nazionale, su diversi concorsi, per esempio ha vinto il premio, è arrivato terzo, medaglia di bronzo al premio di poesia Alda Merini, è arrivato alla finalissimissima all'Arena Sferisterio di Macerata per Musicultura lo scorso anno. Sono tanti i riconoscimenti che ha ottenuto, da poco è uscito anche il suo ultimo album da cantautore, il secondo in realtà, no, non ultimo, scusate, il secondo. Lui presenterà il suo nuovo trio, che è un progetto interessante, tra l'altro, che tu conosci bene, Mauro. Beh, certo. Flavio Secchi, con Flavio c'è una fitta collaborazione, c'è una buona amicizia che va avanti ormai da più di un decennio. Flavio, dopo aver mandato avanti dopo una lunga preparazione scolastica, si è creato certe competenze, delle validissime competenze come musicista, è un ottimo chitarrista jazz, è un ottimo musicista, però ha trovato nel cantautorato una dimensione, un modo di esprimersi ottimale per le sue esigenze, quindi in questi ultimi anni si è dato anima e corpo a questa parte, diciamo, al cantautorato, però è comunque un musicista molto valido, molto preparato, e ha sentito l'esigenza di tornare alle sue origini musicali, al jazz, senza nulla togliere alla sfera del cantautorato, che continuerà ad andare avanti. Io infatti collaboro con Flavio anche come tastierista e come musicista collaboratore all'interno di tutte le altre attività che riguardano il cantautorato. Mi è sembrato carino coinvolgerlo come chitarrista, proprio perché è interessante anche vedere in questo periodo in cui appena uscito il suo secondo disco, ha avuto i riconoscimenti importanti, è interessante vederlo anche come chitarrista. Vi dico che è veramente un ottimo chitarrista. Ogni tanto su Instagram poi chi lo segue ha modo di seguire qualche sua improvvisazione. Ma lui stesso, ne parlavamo, sentiva l'esigenza di riprendere. Ricordiamo comunque che Flavio è uno dei protagonisti del disco che ha avuto parecchio successo, che era Mogase, è stato recensito su Musica Jazz con Andrea Morelli, Garau, e Alessandro Garau, Andrea Morelli e Alessandro Garau. Ma lui comunque ha sentito quindi l'esigenza di ritornare anche, di riprendere in mano anche questa parte della sua diciamo realtà musicale, e io ho voluto cogliere la palla al balzo e quindi l'ho invitato. Il trio si chiama Goodfellas, poi c'è anche un piccolo sottotitolo che magari vi svelerà Flavio e vi spiegherà proprio. Importante menzionare il batterista Gianrico Manca, Gianrico che fa parte della ritmica del progetto. In realtà quello che si evince poi dal programma che stiamo pian piano snocciolando qui oggi, parlo di Jazz on the Beach al Twist Beach Club di Cagliari per tutta l'estate. Ogni lunedì estivo presenterà un concerto, quindi con un artista significativo del panorama regionale. Appunto ho notato che c'è uno zoccolo duro di musicisti che poi accompagnano e fanno parte, non ho nominato Gianrico appunto perché volevo dedicargli uno spazio poi successivamente. Certo. Ci sono alcuni musicisti che compaiono in più formazioni, questo perché comunque è da spiegare anche il fatto che tra di voi c'è un'importante osmosi, cioè voi siete in costante contatto, condividete tante idee, tanti progetti, quindi è normale che poi è fisiologico che questo si venga a creare. C'è anche Alessandro Azzori che suona in diversi progetti. Succede. Ciao Alessandro. Fondamentalmente succede che poi Cinzio, perché lo possiamo dire Cinzio? È il suo nome, insomma, tutti lo chiamano così, quindi magari se lo chiami Alessandro non si gira nemmeno. Comunque davvero? Vorrei fare una premessa. Non si gira? Qualche volta no, perché è abituato ormai a sentirsi chiamare Cinzio. Vorrei fare una piccola premessa. Sarebbe bello avere tante date a disposizione, perché le persone che avrei voluto coinvolgere sarebbero state molte di più, e questo non è possibile. E quindi devi fare delle scelte che sono delle scelte legate appunto alle esigenze della programmazione
stessa. Quindi devi fare delle scelte, e quelle scelte sono motivate dalle esigenze della programmazione. Avrei voluto coinvolgere altri cantanti, dei giovani, altri musicisti. Purtroppo quando ti occupi di una programmazione non riesci mai a mettere d'accordo tutti, addirittura musicisti che arrivano in vacanza dall'estero e musicisti di grande professionalità, e tu vieni a sapere che devono arrivare magari una volta dopo che hai chiuso la programmazione. Queste cose purtroppo accadono. Detto questo, ho pensato ai solisti, fondamentalmente i cantanti e comunque i chitarristi. Questi musicisti si circondano di altre persone che suonano con loro e spesso e volentieri chiamano i musicisti di fiducia con cui collaborano, e quindi in questo caso succede che quel contrabbassista, quel pianista o quel batterista suona con più formazioni, perché è il solista stesso che lo chiama. È successo anche quest'anno di avere una grande varietà di cantanti, che sono i solisti appunto, però anche di batteristi, per esempio, perché i batteristi che suoneranno saranno Paolo Nonnis, vabbè, qualcuno ve lo possiamo... Gianrico Manca, Marcello Mameli, Vittorio Sicbaldi, Alessandro Garau. Esatto. Quindi... E ci sarà Daniele Russo, davvero? sembra di ricordare, sì, con Manuela Mameli. Ok. Quindi ci sarà... Vabbè, abbiamo detto, c'è pure Manuela Mameli, lo dovevamo dire dopo. Una grande varietà. Stiamo anticipando un po' i tempi, Maurizio. Giusto. Però noi vogliamo che anche tu ci racconti qualcosa. Tu che rapporto hai con la musica, visto che poi da anni hai modo di proporre? Che musica preferisci? Io ho un ottimo rapporto con la musica, sono appassionato, mi piace tantissimo, ascolto fin da piccolo. Facendo questa attività ho tenuto conto anche di questa passione. Al twist lo dico subito, non facciamo il reggaeton, perché può piacere, ma noi abbiamo fatto un altro tipo di scelta proprio anche di ascolto, le persone che vogliono andare anche ad ascoltare con un'attenzione particolare. Il jazz va in questa direzione, il jazz si ascolta, si può solo sentire, quindi anche le altre serate musicali, da quelle più diciamo anche danzerecce a quelle più tranquille, comunque vanno in questa direzione, vanno in direzione di una musica che si può ascoltare, di cui si può davvero godere, fruire, insomma. Quindi certamente c'è il jazz il lunedì o altre serate dove abbiamo dei DJ che mettono altre suggestioni. Beh, immagino che poi la preparazione di una stagione estiva parta da molto prima. Sì, certo. Siamo partiti da prima, cercando di programmarla nel migliore dei modi, cercando di incastrare tutte le eventuali suggestioni in modo da poterle mettere bene, mettere in un modo ordinato. Quindi c'è il jazz il lunedì, il martedì andiamo con altro tipo di situazioni, che è quella che può essere quella dei DJ, quindi anche con Gianmarco Diano, Cristiano McFlower, che comunque riescono a darci lo una sai musica. Che hai nominato Jimmy, lo salutiamo. Sì, certo. Jimmy ha fatto le regolazioni delle luci di questa cabina dove stiamo registrando. Jimmy, si vede bene? Sì. Con lui tanto lo conosciamo, si va anche su suggestioni cinematografiche, colonne sonore, eccetera. Il mercoledì c'è tango, quindi cerchiamo di accontentare anche gli amanti del tango. Poi il giovedì, il venerdì e il sabato ci concentriamo su situazioni un po' più pop, diciamo, un po' più fruibili per tutti, perché sono le ultime serate della settimana, quelle dove la gente ha più voglia un po' di divertirsi, di scatenarsi. Quindi pop anni 80, 90, anni 2000, eccetera, anche un po' di rhythm and blues e rock nel caso. Questo più o meno è il tipo di programmazione che stiamo facendo. Adesso però ti faccio una domanda e la condivido poi con chi è con noi in questo momento. Ci saluta Flavio Secchi. Ciao Flavio, che ci sta guardando in questo momento. Allora, De André, in una delle sue canzoni, chiede al mercante di liquori, fa chiedere poi al mercante di liquori: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? E io, proprio sulla scia di De André, chiedo a Maurizio: tu che hai un chiosco al mare, dove vai al mare? Io dove vado al mare? Sì. Se guardi il mio colorito mi sa che capisci subito, perché se noi facciamo le serate di giorno non c'è tanto spazio per andare al mare, si dorme, ci si riprende per la serata successiva. Te l'avevano mai chiesto questo?
No, sempre, però ogni tanto un tuffo ci lavoro, scappa? Ci scappa un tuffo? Ogni tanto, sì. Ogni sì, tanto sì. ci scappa. Per il resto c'è la portata di mano. Sì. quindi- Arriviamo però a luglio. Luglio si apre il 3, lunedì 3 con Adele Grandulli. Adele Grandulli è un'ottima cantante, una cantante con cui c'è una fitta collaborazione ormai da anni, è una cantante eclettica che spazia su tanti generi, però è comunque molto legata al jazz. Per stavolta le ho chiesto di fare un concerto dedicato agli standard. E lei, che comunque spazia un po' da una parte all'altra, fa sempre dei concerti dove si muove ovunque, perché è una cantante che ha una grande d'utilità, un grande talento, e quindi riesce ad adattarsi a qualsiasi cosa, non si tira indietro per nulla. Però stavolta ho avuto questo desiderio appunto di farle fare un concerto esclusivamente dedicato agli standard, quindi si esprimerà in una situazione acustica accompagnata semplicemente dal pianoforte e dal contrabbasso, ed è questa la situazione in cui la troveremo il 3. Il 3 luglio. Il 10 invece, il lunedì successivo, il trio di Roberto De Ida, del chitarrista Roberto De Ida. Questo è un altro progetto che tra l'altro è stato ha visto da poco poi anche il suo esordio discografico, Sì. questo progetto. Sì. Beh, Roberto De Ida, che comunque è un musicista con cui collaboro in numerose band, in tante situazioni, è un chitarrista che ha, credo, all'attivo numerose produzioni discografiche. Sì, parlo però di questo. Sì, qualcuna anche abbastanza recente, e io credo che lui cioè, andrà a muoversi in quei territori in questa serata che farà in trio. Ne approfittiamo per salutarlo. Ciao Certo, Roberto. ciao Roberto. Lui comunque è un musicista molto competente, molto bravo, quindi totale carta bianca. Gli ho semplicemente chiesto di fare un concerto in trio e lui deciderà ciò che riterrà più opportuno fare. Settimana successiva, 17 luglio, un trio che in realtà ha vissuto una storia importante, la continua a vivere, però si è evoluto e adesso si chiama Mulas Soju Ferra o Ferra Mula Soju o Soju Ferra Mulas Organ Trio. Diciamo che invertendo gli addendi il risultato non cambia. Ho avuto il piacere tantissimo tempo fa di essere stato coinvolto dal maestro Ferra per suonare con lui con un organ trio. Mi ricordo una volta quando ero ragazzino, studiavo ancora al conservatorio, ci siamo incontrati in un bar e lui mi disse: quando diventerai bravo ti chiamerò per suonare con me e io farò di tutto perché questo accada, e questa cosa è accaduta e io sono molto contento di ciò. Comunque con Massimo ormai collaboriamo da tanto tempo, abbiamo fatto un disco insieme che è Morgan Quartet, questo organ trio che adesso è in formazione stabile con Francesco Sogiu, che è un grandissimo musicista, non sto nemmeno a dirlo perché è scontato. Ultimamente abbiamo fatto un concerto, parlo di sabato scorso, a Sassari. Abbiamo chiuso un festival internazionale di chitarra. Massimo è stato designato proprio per chiudere questa data, per chiudere questo festival con un concerto jazz, però il trio ha un repertorio di composizioni originali, parte del maestro Ferra, altre mie, e non è, diciamo che ha un suono tutto suo, ci sono molte influenze che arrivano dalla musica, dal repertorio jazzistico, ma anche dalla musica classica, quindi i brani sono molto eterogenei e comunque l'improvvisazione, l'interplay, il feeling sono aspetti fondamentali. Ma tornando al discorso fatto prima, vi conoscete, quindi potete dare il meglio di voi poi sul live, perché appunto conoscete le sfumature, il modo di suonare, poi credo che basti uno sguardo per sì, ma capirsi. quando un ensemble funziona bene ci deve essere una certa empatia all'interno del gruppo, e nel caso di questo trio secondo me c'è. Infatti suonare con loro per me è sempre un enorme piacere.
Poi andiamo alla serata del 24 luglio, Manuela Mameli presenta poi al pubblico del Twist il suo quartetto. Manuela Mameli suonerà appunto in quartetto, in questo caso anche a me interessava avere Manuela nella programmazione perché ritengo che sia una grandissima cantante, una grandissima artista, e ho chiesto a Manuela di fare un concerto in quartetto senza darle alcun tipo di richiesta ulteriore. Quindi lei avrà totale carta bianca nel gestire. Quindi ancora concerto. diciamo che sarà una sorpresa la per scaletta. Poi i commenti sono aperti anche a eventuali ratifiche o modifiche, aggiunte Certo. e correzioni. Quindi siamo a disposizione per ogni cosa. Poi ve lo dico, tanto non mi sente, per ogni cosa ci passa a lui, guardatelo. Abbiamo detto poi il 31 luglio, progetto di Alessio Mura, Dudaz. L'abbiamo accostato prima al primo progetto di Silvia Piras, Sì. appunto come uno dei progetti che diciamo prendono delle diramazioni poi da quello che è il jazz puro, fondamentalmente. Vabbè, poi che cos'è il jazz puro? Forse è complesso poi soffermarsi È molto su difficile. questi, Diciamo che su potremmo questi fare aspetti. notte. Però sì. sì, potremmo fare notte e noi dobbiamo invece fare giorno perché dobbiamo continuare a fare un sacco di cose oggi. Però questo è appunto un progetto che, come ci hai descritto prima, si muove su strade differenti. Parliamone ancora un attimo. Allora, io sono stato chiamato da Gianrico Manca per collaborare con questo progetto che era già nato. L'intento è quello di far convivere il rap col jazz. Logicamente Alessio ha scritto numerosi pezzi, numerosi testi che noi abbiamo esaminato, ascoltato, letto insieme. Poi fondamentalmente io e Gianrico ci siamo occupati di comporre delle musiche e queste musiche poi le abbiamo arrangiate tutti insieme in sala prove, adattandole ai testi di Alessio. E così è nato il progetto. Fondamentalmente abbiamo quindi un cantante, abbiamo la convivenza tra il rap e il jazz, in quanto noi suoniamo dei pezzi logicamente molto legati al linguaggio jazzistico, però che puntano molto al groove. Su queste basi che noi abbiamo strutturato, dato una forma organica appunto di pezzi musicali con parti, strofe, ritornelli, bridge, varianti musicali, soli, parti solistiche che comunque sono fondamentali. Qui sta andando su parti tecniche che poi magari faremo un'altra puntata per spiegarle. Su tutto che ciò... cos'è un bridge? No, diranno tanti, però anche qui dovremo soffermarci. Bridge, traduci letteralmente, un ponte. Certo. Un ponte nella struttura di un brano. Diciamo che queste parti, cioè per creare una buona convivenza tra il rap e il jazz, abbiamo dovuto mediare negli spazi, nella forma del pezzo, adattando le nostre composizioni alle esigenze del progetto. Avete ascoltato le lezioni di musica di Mauro Mulas. Facciamo un saltino ad agosto al caldo. Un privilegio. No, vabbè, è un piacere però. Arriviamo nel caldo agosto, in realtà siamo a giugno e c'è un caldo incredibile. In quanto a caldo già non ci possiamo lamentare. Se sarà ancora più caldo sarà un casino. Vabbè, tu puoi andare ogni tanto a farti un tuffo. Io che sono in ufficio, in centro, in città, il tuffo non me lo posso fare. Non abbiamo neanche fontane. Mi faccio una doccia. Però 7 agosto Vittorio Sigbaldi che cosa ci proporrà? Allora, anche il caso di Vittorio Sigbaldi, musicista molto esperto che vanta numerosissime collaborazioni a livello nazionale e internazionale. Io sentivo... Aspetta, scusa, ti interrompo perché Federico Valenti ci scrive Bridge Forrester di Beautiful. Ciao Fede. Ok, era una piccola parentesi. Scusa Mauro era già in fase abbastanza seria. Non ti sei arrabbiato, vero? No, non si è arrabbiato. Salutiamo anche Bridge. No, piuttosto stavo riflettendo Bridge, Ridge. Vabbè, ma Federico è così.
Comunque, dicevo, anche avevo il volevo avere Vittorio dentro la programmazione e quindi semplicemente l'ho chiamato e gli ho dato una serata. Gli ho detto: Vittorio, quando sarai in Sardegna? E lui mi ha comunicato il periodo e quindi abbiamo scelto questa data e lui ha totale carta bianca. Suonerà presumibilmente in quartetto. Potrebbe esserci la possibilità di un ospite che arriva comunque dal panorama nazionale. Insomma, bisognerà comunque ancora discutere di questi particolari perché è tutto aperto il discorso. La cosa sicura è che ci sarà il quartetto di Vittorio Sigvaldi. E questo già di per sé è una garanzia. Salutiamo anche Vittorio. Pausa Ferragosto. Subito dopo Ferragosto, però, 21 agosto, invece salirà sul palco del Twist Davide Pirodda, che tra l'altro ultimamente sto incontrando tantissimo. Ciao Davide, succede, si va a periodi. Che però cosa ci proporrà invece? Un progetto che comunque è jazzistico, ma è ancorato più alla parte elettrica, jazz elettrico. Diciamo sì che anche il progetto di Davide sta al confine col jazz, in quanto lui è amante della commistione, diciamo, tra il jazz, il rock, la fusion, perché la sua anima di chitarrista rock, diciamo che rimane, malgrado ci sia anche in lui quella componente scolastica, la preparazione, comunque l'aspetto istintivo legato al rock, a Jimi Hendrix, al chitarrismo rock, è molto forte. Quindi ho pensato di coinvolgere Davide per avere la terza variante riguardo al repertorio classico jazz. La prima, come abbiamo detto, Silvia Piras col progetto di rivisitazione dei Doors, Dudaz con Alessio Mura, e adesso quindi questo progetto di agosto di Davide Pirodda. Davide comunque collabora con dei validissimi musicisti come Pierpaolo Frailis alla batteria, Paolo Cocco un altro basso, batterista, un altro grande batterista. Sì. Sono contento perché c'è una grande varietà di batteristi quest'anno. Sì, un programma molto interessante che vedrà poi il 28 agosto invece un'altra cantante, Stefania Pilleri, che salutiamo tra l'altro, perché Stefania io la conosco da quando ero veramente, potevo avere 6 anni quando l'ho conosciuta, 6-7 anni, poi l'ho ritrovata da adulto nel mondo della musica, è un grande piacere averla ritrovata insomma, poi quando lavori e ti capita di lavorare con belle persone che conosci fa sempre piacere. Cosa proporrà Stefania invece? Anche a Stefania ho chiesto, come nel caso di Adele, di fare un concerto dove si suoneranno gli standard, quindi proprio il jazz classico. Quindi si va di standard e si offrirà una bellissima serata. Comunque ci stiamo avvicinando alla fine dell'estate, quasi, però non finisce la rassegna, perché all'inizio del mese, 4 settembre, se non sbaglio l'estate, adesso non vorrei che tanti mi criticassero, finisce il 21 settembre, giusto? L'estate finisce di fatto il 21 settembre. Se lo dice Mauro io mi fido, quindi finisce il 21 settembre. Il 4 potete correggerci anche su questo. Comunque astronomicamente sì. Astronomicamente. Poi bisogna vedere se il tempo ci darà una mano. Ci sarà però il 4 settembre la formazione del chitarrista Giorgio Murtas, un'altra importante pedina della scena regionale. Diciamo che infatti Giorgio è uno dei chitarristi storici del jazz, uno dei primi chitarristi che ha suonato jazz a Cagliari, è un musicista molto esperto, molto attento a ciò che abbiamo intorno, poi è una persona molto in gamba, è un buon amico per me. Quindi sono molto contento di essere riuscito a coinvolgerlo in questa rassegna. Sì, rimane un piccolo spiraglio poi per capire un po' se finirà qui la rassegna oppure continuerà, possiamo dire qualcosa? Oppure... Allora, il ragionamento che è stato fatto è questo. Logicamente la data che proprio c'entrava il 14 agosto, quella l'abbiamo lasciata, perché probabilmente non è una data ottimale per un incontro di jazz. Quindi abbiamo preferito appunto prenderci questo 4 settembre al posto del 14 agosto. Logicamente il fattore climatico incide
è il fattore determinante in questi casi. Comunque è al coperto il twist, giusto? C'è una parte Una al parte coperto e al una coperto. parte che sono solo ombrelloni. Quindi Però qualora poi dovesse piovere, noi non ce lo auguriamo mai, però il concerto si farà comunque. parli di settembre, Sì, certo, cioè, certo. Si troverà un modo, però Si trova un modo perché si può coprire comunque. diciamo Ok, che ok. tu dici prolungare la rassegna. No, in generale, cioè il generale tempo non è mai prevedibile, quindi quando vi capita che magari non ci sia il tempo che avevate previsto, Io comunque ho i fatto concerti anche delle rassegne a novembre. si quindi fanno, quindi non ci sono è... dentro, certo con un pubblico diverso, minore rispetto all'estate, ma qualche rassegna l'ho fatta. Ok, no, era per poi chiarire questo Diciamo piccolo che quando punto. si programma si prendono le date che si possono dare come certe e Esatto. quindi quelle le si fa rientrare in un cartellone. Poi se la stagione e il clima dovesse positivamente sorprenderci, possiamo sempre. Come è capitato negli anni passati. È capitato in passato che Come- ci riuniamo, decidiamo di prolungare la rassegna e quindi si puntano, si programma qualcos'altro. E avremo Speriamo- modo comunque speriamo che di comunicare, di tenervi aggiornati proprio in merito agli sviluppi, che poi inevitabilmente ci saranno, perché degli sviluppi ci sono sempre. Magari per dei sold out incredibili. Però, Speriamo. comunque, io ringrazio Maurizio Marongio e Mauro Mulas per essere venuti Grazie a te. qui. Però Grazie a di te, fronte a Simone. noi c'è Lorena. La chiamiamo un attimo così facciamo un bel saluto. È rimasta con noi. Ciao Lorena. Ciao a tutti. È rimasta con noi. Ah, vabbè, è timida, è andata via subito. Potevi anche rimanere. Però vi ringrazio per essere venuti qui a presentarci la rassegna Jazz on the Beach. Ricordo ogni lunedì per tutta l'estate al Twist Beach Club di Cagliari, alla quinta fermata del Poetto. Qui abbiamo il direttore artistico, qui abbiamo il padrone del Twist, più di questo non potevamo fare oggi. Quindi vi invitiamo poi a seguire la pagina del Twist su Facebook per tutti gli aggiornamenti, oppure la pagina di Unica Radio, perché anche lì avremo modo di comunicare eventuali integrazioni o modifiche, perché appunto non si sa mai. Grazie a tutti per essere stati con noi, grazie Mauro Mulas, grazie Maurizio. Noi adesso andiamo a farci un tuffo. Bene? C'è caldo. Ciao, ciao.